Italia Nostra di Conegliano punta il dito sui problemi che interessano la morfologia del territorio. Sotto accusa questa volta alcuni lavori di sbancamento che stanno stravolgendo l'originaria morfologia di alcune colline vicine a Collalbrigo. Questi ed altri interventi antropici, secondo Italia Nostra, sono sempre più numerosi, vengono realizzati senza controlli e costituiscono un gravissimo pericolo per la sopravvivenza del paesaggio originale, sempre più brutalizzato e banalizzato. Mai come in questo momento è attuale questa notizia letta quasi 30 anni fa. Era infatti il marzo 1990 e già allora le nostre colline erano devastate da sbancamenti per far spazio ai vitigni. Ed è uno degli inserti della puntata di avvio della nuova stagione di 40, l'appuntamento con la storia della nostra terra nelle immagini esclusive dell'archivio di Antenna 3. Ed è anche lo spunto per la nuova formula del programma che grazie al gradimento dei telespettatori punta ora non solo a far vedere o rivedere come eravamo, ma anche come abbiamo affrontato i diversi temi che si sono sviluppati in 40 anni di cronaca. Una puntata speciale perché il riavvio coincide con il racconto di uno dei fondatori di Antenna 3. Dall'esperienza della prima televisione via Cavo d'Italia in centro a Treviso al traliccio di Quinto e agli studi dell'ultimo piano nel palazzo più alto della provincia, quello di via Pisa. Ma parleremo anche dell'evoluzione di una comunità come quella di Casale, con le straordinarie immagini dei bambini dell'asilo, oggi donne e uomini di 40 anni. Giocate voi altri, lavorate. Storie di cronaca come la clamorosa rapina nella Banca Cattolica del Veneto o di paese come per il commercialista sparito lasciando ai clienti le tasse da pagare. Io l'ho visto, mi ha detto che doveva andare via per affari. Ma quello che sicuramente farà riflettere sarà cos'era il Prosecco negli anni '80, quando in Camera di Commercio si cercava di proporre un Vinitaly di marca o quando a Valdobbiadene nella mostra era dello spumante perché il termine Prosecco non valeva nulla. E guardando i contrasti di oggi, ancora di più vale la pena di rivedere queste immagini, perché il ricordo del nostro passato ci aiuti a fare le scelte giuste per il futuro.